perché intanto la finale dove scatta il comando la giubba nera di Vino Santo, che all'esterno la progressione di Victor, a contatto rimane Vittorino con Wolverine in quarta posizione, si fa sotto anche il capriolo del Bonorva che ha al suo esterno Duran, mentre progredisce all'esterno Baruffa che prova a riportarsi sul gruppetto di testa, cavalli racchiusi in poche lunghezze quando affrontano la retta opposta dove Victor carrozza la battura, Vittorino che viene per il momento trattenuto da Marco Butti, avendo all'esterno anche la giocata di resistere, ma sembra imparabile l'attacco portato dal grigio Vittorino con Marco Pitti che si prepara ad affrontare il secondo passaggio con il grigio che ha rotto l'indugi e cerca di andare via e iniziare il giro conclusivo con Vittorino a condurre Victor che mantiene la seconda posizione avendo all'interno Vino Santo con Giuseppe Piccillo, un'altra coppia all'inseguimento con Baruffa che prova ad allungare nei confronti di Cura, intanto allunga mentre si trova Vino Santo che prova a fare il corso del capitano Vino Santo che